Hanno già chiuso i battenti, spento i forni e bloccato la produzione del vetro artigianale le prime 4 fornaci nell'Isola del Vetro a Murano. E purtroppo il crollo sembra non essere finito qui. Con i rincari esorbitanti dei costi del gas, la strada della chiusura potrebbe essere la dolorosa scelta di molti altri. Ogni giorno c'è una fornace che non ce la fa più a sopportare i costi. Nuovo appello a Roma dei vetrai. Stiamo subendo un caro gas che è andato ormai alle stelle. Il petrolio è salito alle stelle e purtroppo ho parlato con dei miei colleghi e mi hanno detto che ogni giorno si chiuderà una fornace. Purtroppo la situazione non è delle migliori. Trovare una soluzione al più presto. Sicuramente c'è una priorità, però anche noi non possiamo più stare a guardare o aspettare. Abbiamo bisogno di lavorare e chiudendo le fornaci mi sa che arriveremo a una cosa molto drastica, una situazione che poi sicuramente non troveremo più la via d'uscita. Il maestro vetraio Giancarlo Signoretto, come sempre, ci mette la faccia. Faccio un appello a Roma, aiutateci. In questo modo Murano sta morendo. Le aziende stanno chiudendo e noi sinceramente non abbiamo più la soluzione. Ripeto, fermiamo la guerra e poi dobbiamo pensare che la vita va avanti e la vita va avanti anche attraverso il lavoro, soprattutto attraverso il lavoro. Se non c'è lavoro non c'è futuro.